giornata di Serie A2 al Circolo Sportivo Ciriaci. I Rounders devono riprendersi da un avvio di stagione sorprendentemente difficile di fronte allo Strida Roma, che invece come matricola ha dimostrato di non temere nessuno. In avanti lo Strida, Caracciolo subito raddoppiato, l'appoggio però per Bardella, che è tutto solo Bardella con il sinistro, trafigge Ferretti per il vantaggio dello Strida Roma. Partenza sprint dei gialli, solo 7 minuti per la rete di Bardella. Lancio lunghissimo per Celli, che è tutto solo, Celli si coordina per la rovesciata. Allora recuperato la difesa, messo fuori, recupera Tagliacozzo che va lui dalla distanza, la traversa. Bardella orchestra il contropiede, lo scarico per Caracciolo, va lui Ferretti. Appoggio per Tiberti che si gira, salta un uomo, Tiberti, pallone sul sinistro, va lui, 1-1 per i Rounders. Un gol bellissimo di Tiziano Tiberti che fa secco un uomo e poi incrocia bene col mancino. Reazione Strida, il cross messo in mezzo per Caracciolo, la risposta di Ferretti sul palo. Il cross dall'altra parte per Cangelmi che è tutto solo, non può sbagliare il numero 7, il sorpasso dei Rounders con Cangelmi che si fa trovare nell'angolino, deve solo spingerla oltre la linea. 2-1 adesso Rounders. Calcio di punizione, va Caracciolo, pallone sul palo. Celli prova la percussione in mezzo a due, Celli messo giù, sarà calcio di rigore per i Rounders. Pongetti dal dischetto, prende la mira Pongetti e la mette nell'angolino per il 3-1 Rounders, lucidissimo il numero 44 in tenuta bianca che firma il 3-1. Bastianutti prova lui iniziativa personale, un rimpallo lo favorisce, Bastianutti in mezzo a due, ancora lui si coordina, il gol di Bastianutti accorcia le distanze, lo Strida 3-2, un bel gol del numero 10 ma manca poco al termine del match. Tagliacozzo difende il pallone, il numero 4, attenzione, ha recuperato ma non basta il tempo. Al Circolo Sportivo Ciriaci, grande vittoria per i Rounders che sembrano tornare alla carica. 3-2, ci prova lo Strida ma non basta il tempo. Abbiamo cominciato bene, poi ci siamo un po' disuniti, abbiamo giocato un po', diciamo siamo stati un po', abbiamo tenuto male il campo e gli avversari sono stati bravi, hanno girato bene palla, giocavamo poco la palla e niente, poi ci hanno recuperato e è andata male. Abbiamo affrontato tante partite senza portiere e è difficile così, perciò questa è stata una grande gara che comunque dà motivazione. Da motivazione e ci prepariamo già per il prossimo incontro.